Durante l'estate 2016 abbiamo partecipato anche ad alcuni concorsi, tra i quali il Play City Parco di Mogliano Veneto. La sera della finale il nostro bassista era in ritardo e stava tornando da Milano. Come disse il produttore al regista, ma che casta ti vuoi? Non conoscendo le tempistiche di arrivo, l'idiota, con doti cabarettistiche, ha saputo prendere tempo nella speranza che arrivasse. A quel punto la band si vide costretta a cominciare sfruttando qualcosa di tribale e lo fece proprio con Scacco Lovato. Il mio lavoro è di rappresentanza, vendo caccole ad oltranza. Alla fine della serata abbiamo avuto anche una gradevole sorpresa. Si portano a casa con un totale di 65 punti i Falchi della Strada, vincitori Play City Contest 2016, Falchi della Strada, videoclip musicale. Allora ragazzi, che cosa? Fatevi... Ed è qui che comincia la nostra avventura verso un luogo unico e selvaggio, dove la bellezza della laguna veneziana si fonde con scorci quasi esotici. Benvenuti sull'isola del Baccano. Durante questo sopralluogo ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara delle difficoltà nel ricreare l'ambientazione di una riserva indiana. E vi possiamo assicurare che le difficoltà da affrontare non sarebbero state poche. Nel 96 il batterista originale, Diego, disegnò il logo del gruppo. Per il video abbiamo deciso di farne un totem che simboleggiasse la storia del gruppo. Per costruirlo mi sono divertito a fare un po' di modellismo. E a completare l'opera un fantastico impianto luci realizzato da Tex! Illuminatemi! Raccontaci in direttissima la costruzione del totem falco. Cosa devo dirti? No, se uno... Ma per esempio Sì, ad esempio, se uno ha masticato un po' di modellismo sa che è un lavoraccio maledetto. Tu pensi di metterci un tot, no? Te la prendi comoda, fai 2 ore al giorno di lavoro, poi quando mancano 2 settimane ti rendi conto che hai sbagliato e compensi con 8 ore al giorno nelle successive 2 settimane. Ecco, tutto qua. Ecco il making of degli altri elementi di scena. Come in ogni video che si rispetti, 2 cose fondamentalmente servono all'occorrenza: costumi e trucco. Alcuni costumi sono stati acquistati, altri invece realizzati a mano. Il make-up, poi, è stato realizzato in isola con prodotti professionali ad uso teatrale.
cioè, è questa impressione. Ognuno ha scelto il suo trucco seguendo le più diverse fonti di ispirazione. Chuck si gira! Salutatevi. Ok. Ma che cazzo fai? Dai, fai così, dai. Con la testa giù. Ma no, si vede che sono attaccato sul suo. Stai con la testa giù, tranquillo. Esatto. Come cazzo fa la Così. Ma fagli un po' così. Oh. Classico indiano, no? Dai, perfetto, vai. Ma dopo apri, ma col tempo c'è una tempistica. Sì, tranquillo. Apri la bocca. Così non lo so. È giusto così. Che cazzo fai? Dai. È perfetto. Così, sì. Bravo. Eccolo là, che bello. Bravo. Sì, alza. E qui la situazione si fa sempre più dura. Ma muovetevi un po', perché... Ok, bravi. E cala la notte. E non solo. Ed è qui che si vedono i veri duri, cazzo. E la barca pesco. E se non è che ti chiamai. Dove sono? Sto cercando di girarla. No, io stavo mettendo a posto l'acqua. Che sozzone, le avventure notturne del Bacantio. Che sozzone. Come sopravvivere? Che sozzone, poi Ale cosa sta...